Si è concluso il 56esimo raduno regionale delle confraternite liguri. Hanno partecipato a questo raduno circa 140 confraternite per un numero di 2-3 mila persone. Abbiamo trascorso questa celebrazione che è per noi la Pasqua delle confraternite. È stata una bellissima manifestazione, siamo contenti dell'afflusso delle confraternite, abbiamo vissuto un momento particolare con il nostro Vescovo e siamo felici che dopo 22 anni dall'ultimo raduno che è stato organizzato qua nella diocesi di Ventimiglia Sanremo nel 1990. Speriamo di non aspettare altri 22 anni per averne un altro nella nostra diocesi. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo evento, ringrazio le confraternite che anche con il brutto tempo hanno aperto i loro crocifissi processionali e li hanno portati fino qui a Santo Stefano. Grazie a tutti e al prossimo raduno del prossimo anno, al 57esimo. Grazie.
Vergine concepirà e partorirà. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò a Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta dalle donne ed è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, adesso è nell'ora della nostra morte. Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. E ora preghiamo e diciamo insieme: ti preghiamo, ascoltaci. Dispersi nel mondo, generandoli alla fede e raccogliendoli nell'unità, preghiamo. Preghiamo, ascoltaci. Per la donna del nostro tempo, perché guardando alla Vergine Maria, che attese, portò in grembo con ineffabile amore il Figlio di Dio, riscopra il suo ruolo di madre e tutrice della vita nella Chiesa e nella società. Preghiamo, ascolta. Da dove viene a te, sì gran bene? Sei vergine, sei santa, ma è molto ciò che hai dedicato. Molto ciò che hai ricevuto. Ti trovo vergine. Quando nacque, ti lasciò vergine. Sembra una improntitudine che io interroghi la Vergine e in qualche modo turbi il suo riservo. Ma la Vergine, pur arrossendo, mi risponde: chiedi da dove viene a me tanto bene, ascolta il saluto dell'angelo e credi nella salvezza che viene dal mio regno. Credi a colui al quale io ho creduto.
tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il 6° mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. con il canto e la preghiera, perché abbiamo fatto una bella processione. Abbiamo fatto una bella processione e abbiamo avuto anche una bella messa seguita con i canti. Quindi nessuno ha ricordato, se non vado errato, la cantoria e uno ha ricordato la banda. Questo è vero, però devo dire che l'impianto di amplificazione ha favorito e noi abbiamo approfittato di loro. Quindi grazie, arrivederci, e io ero fiducioso che il sole ci sarebbe stato. No, è arrivato il punto giusto.
punto giusto. Allora vi dico arrivederci e buon appetito.